Una bellissima giornata di sole, caldo, ma comunque una bella giornata di sole che è proprio la temperatura e l'ambiente caratteristico del mondo del triathlon, perché il triathlon è una disciplina che si corre d'estate, quindi si gareggia d'estate col sole e col caldo. Oltre a questo una bella cornice di pubblico, delle situazioni tecniche molto interessanti, perché si sono viste delle gare molto tirate, soprattutto quelle degli youth e degli junior. Anche le donne, si sono viste parecchie donne che hanno gareggiato ad alto livello, quindi direi molto bene, per poi senza non tralasciare il fatto che c'erano tanti giovani, tanti bambini e soprattutto tanti esordienti, una quarantina di esordienti che facevano il triathlon per la prima volta. Questo è lo spirito del triathlon Super Sprint di Vittorio Veneto, che è nato come attività giovanile, ma anche per far partire degli triatleti per la prima volta che gareggiano nel mondo del triathlon. Direi un successo sotto tutti i profili. Innanzitutto siamo in un ambiente paesaggistico splendido, con un triathlon che si è svolto alla grande con 525 partecipanti di tutte le categorie. Allora vorrei fare una battuta di questo tipo. Prima i numeri ci preoccupavano perché dovevamo raggiungere dei numeri. Ora che siamo arrivati a numeri importanti e significativi, cominciamo a preoccuparci come gestire questa grande massa che si rivolge a una disciplina sempre più amata e che va aiutata a crescere nelle gare e sostenuta con l'attività. Una bellissima giornata di sport, questa lei come l'ha vissuta? Beh, l'ho vissuta in maniera anche intensa, ma soprattutto anche è stata emozionante per me perché è la prima volta in assoluto che ho visto una gara di triathlon sprint, super sprint, così bella e ben organizzata. Ho sentito che ci sono dei numeri che sono costantemente in crescita e la cosa che più mi ha stupito proprio è stata alla fine della manifestazione, quando hanno cominciato a gareggiare i ragazzini con le loro mountain bike. A volte mi sono anche chiesto: ma questi reggono? Punto di domanda. E ho visto che hanno completato bene le loro gare.